Odioso gesto alla scuola materna parrocchiale di Paluello di Stra, dove nottetempo i ladri hanno fatto razzia di tutto quello che trovavano: merendine, frutta, verdura, giocattoli, persino le copertine per il riposo. I malviventi hanno agito dopo la mezzanotte, forzando porte e finestre dell'asilo. Oltre a trafugare oggetti e cibarie, hanno anche messo sottosopra gli uffici alla ricerca di contanti. Il paese è esterrefatto. Come si fa, si chiede la gente, a portar via il cibo di bocca ai bambini? La crisi cambia le abitudini e spinge i trevigiani a chiudere la manopola del gas. Ascotrade, che serve circa 170.000 utenze in tutta la Marca, ha registrato un calo del 10% nel 2013 e tutto sommato a Treviso non va neanche male, visto che il dato globale parla di una diminuzione dei consumi rispetto al 2012 del 18%. Da sottolineare che il numero dei clienti è invece aumentato. Insomma, oggi, pur di risparmiare, le famiglie sono disposte a patire il freddo o al massimo a mettersi un maglione in più. Misure speciali contro i furti. Il nuovo prefetto di Padova, Patrizia Impresa, presenta il piano sicurezza. Subito 2 volanti in più in strada e 30 nuove telecamere. Padova è assediata dalle bande. Solo nei primi 15 giorni dell'anno i furti sono stati oltre 500, con un aumento del 4%. Non è criminalità per fame, ma delinquenza organizzata, afferma allarmato il prefetto. Le volanti sorveglieranno il centro storico, soprattutto in orario pomeridiano e serale. Le nuove 30 telecamere vanno ad aggiungersi alle 120 già installate.